Va ora in onda Musica Indipendente. Ma come pensate che vi abbandono? In una giornata come questa, signori, ne succedono di tutti i colori. Mamma mia, ma che cosa hanno per capello i giornalisti di Repubblica? Dal Giro d'Italia al concerto del volo, l'Enid di Sant'Anché, un bancomat per i politici. Oh, signor piangeme! E poi, attenzione, l'Ucraina che vuole le nostre armi. L'Ucraina chiede le armi che l'Italia ha tolto dal servizio. Vecchi autoblindo, contraerei. Avete qualcosa da buttare, no? Siamo così ridotti, ne abbiamo di robe. E poi la giornata nera per Milano, ragazzi, un incendio in un negozio cinese, sono morti 3 giovani che dormivano nel negozio e c'è l'ipotesi di una mano dolosa, mafia cinese. E Vannacci a Viterbo che prepara la sua prima festa politica sottotono e senza leghisti. Oh, ragazzi, giornalisti di Repubblica, che cosa avete mangiato ieri sera? Santa polenta! Va bene, per fortuna c'è la musica indipendente, ragazzi. Tra poco vi passo un artista veramente in gamba. Intanto vi faccio sentire la sua cover di Killing Me Softly, signore e signori, a voi, Atena Coia! Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my one life with his words, killing me softly with this song. I heard he sang a good song, I heard he had a style, and so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with this song. Io lo dico sempre, se volete ipnotizzare noi grandicelli, cari artisti di ogni età, fate qualche cover anni 70-80, anche anni 60 se volete. E beh, questa è Killing Me Softly, i Fugees, 1996, ma ancora prima per noi vecchietti Roberta Fleck. Con il buon pomeriggio, sapete chi è questa? L'abbiamo ospitata qualche tempo fa, si chiama Atena Coia, è con noi, ciao Atena! Ciao! Come va? Tutto bene, dai, grazie. Tu? Allora, io ti ho beccato, lo so, che sei appena uscita da scuola o ci sei ancora in classe. Spiegami un attimo, sei uscita o sei ancora a scuola? Sono uscita da scuola. Ah, meno male, che sto rompiballe di Semivarin, va a rompermi No. sempre qua. Ma è così, molti di voi giovani, che è chiaro, sono in classe a quest'ora, dovrei spostare l'orario di musica indipendente a un'altra ora. Atena Coia, scritto con il TH, non sbagliate. Atena, quanti anni siamo arrivati? Quanti ne hai? 19. 19 anni, ragazzi miei, ma canta ormai veramente da una vita. Se cercate Atena Coia su Instagram, lei scrive la musica oltre il cuore e la passione. Lascia che la musica viva
dentro di te. Atena Coia dall'Interland di Milano, classe 2005, un nome da guerriera e la timidezza che ti è passata proprio grazie alla musica. È vero, Atena, la musica aiuta. Sì, sì, esatto. Io sono sempre stata una ragazza molto timida, però poi quando salgo sul palco e quando canto divento un'altra persona. Sono totalmente un'altra persona, anzi riesco a essere proprio me stessa, riesco ad esprimere proprio quello che sento. Ma sai che succede anche a me, veramente? Sono sempre timido, vergognoso, mi emoziono. Sempre prima di cominciare la trasmissione sono lì dal regista e dicono: "No, ma io non mi vergogno andare in diretta, eccetera." Poi mi convince: "Dai, Sammy Varin, allora, per favore, da 40 anni che fai radio." "Ah, va bene, dai, vado." Scherzi a parte, la storia di Atena Coia è una storia bella ma importante perché rappresenta anche molte altre storie. E allora sai che faccio? Lancio un altro pezzo di Atena Coia per poi sapere altro su di te. Questa è Dove nasce un'idea. E allora portami dove nasce un'idea, dove quello che hai sempre sognato illumina la tua via. Quante volte mi son persa dentro questo mondo che non sento mio. Quante volte mi son detta che non sono sola, non sono neanche io. Quante volte ho camminato libera per scappare da qualcosa che non so. Quante volte mi sono sentita strana con un nodo nella mano, non mi fermerò. Un giorno ho capito che è meglio sorridere piuttosto che piangere e bagnarsi con le mie lacrime. La vita in fondo, sai, sarà piena di guai. Se tu ti abbatti fino alla fine non ce la farai. E portami dove nasce un'idea, dove quello che hai sempre sognato illumina la tua vita. E allora dove nasce un'idea, dove quello che hai sempre sognato illumina la tua via. Quello che ho sempre sognato fino ad ora non si è mai avverato. Sognavo poi 1000 progetti, poi 1000 emozioni rinchiuse in cassetti. Non ti accontentare mai, non fare gli sbagli miei, perché la vita non ti aspetta, corre va di fretta. Portami dove nasce un'idea, dove quello che hai sempre sognato illumina la tua via. Non dirti mai, no, non ce la farai. Non farti dire cosa è meglio e poi la vita è tua e fanni ciò che vuoi. Canzoni potenti da ascoltare con un significato altrettanto forte. Molto spesso queste canzoni sono scritte proprio da lei, da Atena, anche semplicemente così. Athena. Questa canzone in particolare, certo, ha un forte, potente significato, ma anche la prossima che vi lancerò. Che cosa è successo ad Atena? Ragazzi, stiamo parlando di qualcosa che purtroppo succede molto spesso, più spesso di quanto noi immaginiamo, per le motivazioni più varie e variegate. Atena, raccontaci. Sì, allora io quando andavo alle scuole medie venivo bullizzata. Fortunatamente non era qualcosa di fisico, però comunque in realtà la violenza verbale e psicologica
a volte fa anche più male delle botte. Infatti io ho sofferto per tanti anni, mi bullizzavano anche sui social inviandomi messaggi anonimi e diciamo che appunto è stato un periodo molto brutto perché non riuscivo a rialzarmi, mi ero proprio abbattuta. Poi un giorno invece ho deciso di parlarne perché alla fine era la cosa migliore, ho capito che effettivamente per uscirne dovevo parlarne con qualcuno e farmi consigliare. Allora ne ho parlato con mia mamma e da lì diciamo ho fatto un percorso perché comunque anche per tanto tempo non riuscivo a fidarmi delle persone, ero un po' diciamo intimorita dal giudizio dal giudizio altrui, ecco. Quindi ho fatto e anche tuttora sto facendo un percorso perché comunque come esperienza questa mi ha segnata. Sto facendo un percorso per far sì che tutto questo sia acqua passata, ecco. È minimo ragazzi, e questo lo diciamo da mesi, da anni a tutti quanti voi ascoltatori, grandi e piccini, non bisogna fermarsi a un dolore interno, bisogna esternalizzarlo facendo squadra con i vostri genitori, con un amico e poi chiaramente parlandone, si parla dallo psicologo, si parla delle situazioni più varie e variegate che ti possono aiutare a uscire da qualunque problema, in questo caso di bullismo per l'aspetto fisico, per una questione tua psicologica, per un tuo modo di essere diverso, per gusti sessuali diversi. Forza, dai, reagiamo, che non significa poi andare a fare casino ai Gay Pride, attenzione, questo è un mio parere personale comunque. Intanto Atena Coia, attraverso la musica, è diventata forte proprio, sì, come una guerriera, come la dea della guerra. Siamo sempre in guerra, ma la sua è una guerra bella e soprattutto è una guerra di informazione, anche attraverso la musica, anche attraverso le serate che fai. Cioè tu sei in giro, suoni nei locali, mi pare che anche stasera dovevi avere qualcosa, poi è arrivato brutto tempo, un freddo boia e quindi non si riesce sempre a star dietro a tutto quanto. E c'è un evento di cui volevo che tu parlassi il 27 settembre, dimmi se sbaglio, che è un venerdì, al Teatro Lux di Busto Arsizio, un evento organizzato da ACBS Bullismo dove si fa proprio informazione su questi casi, ma si fa anche musica e non soltanto. Ce ne parli tra 2 minuti, il tempo di un'altra tua canzone. Io sono come voi. Signore e signori, Atena Coia. Stasera io non dormo, non ho il coraggio di dirle ai miei. Questa sera non ho torto, in qualche modo io dovrò sfogarmi per non aumentare i danni. Domani non ho voglia di tornare, la scuola mi fa male, provaci tu a subire, da sentirmi all'altezza dei compagni, anche se ho pochi anni, ora non resisto più. Io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, tra i miei difetti di questi anni. Io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, tra i miei difetti di questi anni. Vorrei scappare altrove, ma dimmi come faccio a star così. Forse
Forse la soluzione migliore è affrontare sempre a testa alta. Tu mi offendi, io sto sempre a galla. Domani avrò più forza per tornare. Tu non mi puoi far male. Proverò io a piacere. Se tu apprezzassi ogni mio singolo dettaglio e non ti soffermassi ad uno sbaglio, fidati non sarebbe così, perché io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, tra i miei difetti di questi anni, io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, tra i miei difetti di questi anni. Tornerò a cantare a spazzagola. Tu non mi potrai fermare, è arrivata la mia ora. Proverò a cambiare la mia vita. Non ho niente da dimostrare, se non qualche mia verità. Io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, tra i miei difetti di questi anni. Io sono come voi, io sono come voi, io sono come gli altri, tra i miei difetti di questi anni. Sono come voi. Dolcissima Atena col TH, io sono come voi. Questo potremmo dire è un po' il manifesto di Atena, una canzone con un significato forte, potente. Attenzione, è scritta completamente da te, Atena. Parole e musica. Sì, esattamente. E appunto diciamo che questa canzone, oltre a parlarne appunto con mia mamma, dedicarmi questa canzone è stata un'altra cosa che mi ha aiutato ad uscirne, appunto buttare giù i miei pensieri, cercare anche attraverso questa canzone di aiutare i ragazzi che stanno vivendo, hanno vissuto un'esperienza simile alla mia. Mi ha fatto stare molto meglio. Fare squadra proprio con chi ha avuto o ha queste problematiche, ripeto, che sono tra le più varie e variegate, per un piccolo difetto fisico, piccolo o grande difetto fisico, ma sempre tra virgolette, e per una situazione psicologica, per dei gusti sessuali o semplicemente uno non si è ancora ritrovato, non si è ancora accettato. Ragazzi, queste sono cose che sono sempre capitate, adesso più che mai però è giusto tirarle fuori, è giusto metterle lì sul tavolo, non vergognarsi di nulla, anche perché siamo tutti uguali, li abbiamo tutti questi problemi, in piccolo o un po' più in grande. C'è una data, 27 settembre, venerdì, ore 21:15, Teatro Lux di Busto Arsizio. Una serata per che cosa? Cosa succede il 27 settembre a Busto Arsizio? Sì, allora c'è una serata chiamata Bullismo in Musica e praticamente è una serata appunto dedicata al bullismo, cioè quindi alla lotta contro il bullismo e alla musica, per far capire che appunto dal bullismo si può uscire, c'è sempre una strada, una via d'uscita. E oltretutto anche per far capire che la musica è anche uno dei mezzi più importanti ad oggi, no? Per lanciare messaggi. Quindi lo scopo è quello di far capire appunto la gravità di questa problematica che va fermata. Quindi ci saranno momenti di racconti, di esperienze, diciamo anche racconterò la mia esperienza del bullismo. E poi un momento appunto in musica dove ci sarò anche io che canterò 3 brani.
Ragazzi, e vuoi mettere partecipa alla serata sul bullismo e sul palco la vogliamo sentire cantare, minimo, assolutamente, ma la dovete sentire cantare anche voi cercando Atena, scritto con il TH, su tutti gli store digitali, su Facebook, su YouTube. La canzone appena sentita, Io sono come voi, è veramente splendida e forte, ma Atena, come dicevo, hai cominciato a girare anche nei locali, fai serate e fai apparizioni e sparizioni, chiaramente, apparizioni, sparizioni, eccetera. Cosa si muove? Cosa bolle in pentola? Che cosa puoi segnalare ai nostri ascoltatori? E chiaramente vogliamo anche capire se hai in preparazione un nuovo singolo per l'autunno, Atena. Sì, allora, un nuovo singolo c'è, ancora deve uscire, devo ancora finire di prepararlo, però c'è e sarà pronto entro l'inverno. E ci sono anche altre novità che però adesso non si possono svelare, che a breve però in realtà pubblicherò e svelerò. Te capì? E quindi non ti resta, caro ascoltatore curioso, che cercare Atena su Instagram. Cosa bisogna scrivere su Instagram? Page of Atena. E questo è bergamasco, chiaramente, che significa pagina di Atena, no? Poi non mica bergamasca Atena, di Milano, anzi dell'Interland. Di dove esattamente, che non mi ricordo più? Garbagnate Milanese. Garbagnate Milanese, grande centro termale dell'Interland milanese. Andate a Garbagnate Milanese, ma soprattutto cercate Atena Coia con il TH. Atena, è stato un piacerone, ma soprattutto Grazie. oggi l'è andata in sci perché eri appena uscita da scuola, eccetera. Secondo me è lì nell'aula magna che sta facendo la diretta, eccetera. Prossimo giro ci viene a trovare nei nostri studi di Milano, magari con il nuovo singolo, ok? Va benissimo, grazie mille. Grazie Atena, buona musica, a presto, Grazie, ciao! Ciao. Avete ascoltato Musica Indipendente. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Vede Presidente, vorrei portare a conoscenza dell'Aula un episodio molto grave e molto pericoloso che è accaduto ieri in un contesto di democrazia, in un contesto politico, in una festa nazionale di partito. Apprendiamo dagli organi di informazione, ma poi abbiamo visto e sentito delle parole che suonano come pietre e speriamo non come proiettili, Presidente, perché ieri durante la festa nazionale del partito Alleanza Verdi e Sinistra un esponente di rilievo che si chiama Cristian Raimo, oltre a spingersi verso legittime critiche politiche ai limiti della diffamazione, ma non è questo quello che ci riguarda, ha detto testualmente: il ministro Valditara è un bersaglio debole da colpire come la morte nera. Allora, Presidente, io chiedo per il tramite della Presidenza della Camera di in qualche modo informare il Ministro dell'Interno per l'incolumità e la sicurezza del Ministro Valditara, perché non è ammissibile che in un contesto democratico, e vede Presidente, per suo tramite, lo chiedo con la massima tranquillità ai colleghi, la speranza sarebbe prendere le distanze da parole del genere, non lamentare perché un deputato della Repubblica porta all'attenzione di tutti i colleghi determinate affermazioni che sono di una gravità inaudita. L'esperienza dei cattivi maestri, letteralmente, ci insegna che con le parole bisogna andarci piano. Io sono il primo a non sottrarmi mai da confronti anche accesi, duri, ma senza mai superare determinati limiti, perché ad ascoltare
potrebbe esserci sempre qualcuno che magari quelle parole le interpreta come un ordine, e questo noi non lo dobbiamo assolutamente mai consentire. È la cosa, Presidente, che è più dispiaciuta, perché noi stiamo ragionando su due piani. Il primo è quello dell'incolumità del ministro Valditara, la seconda è quella è il piano politico, perché erano presenti anche dei colleghi parlamentari, Presidente, e io mi auguro che quei colleghi prendano le distanze da certe affermazioni, perché, ripeto, non è ammissibile una tale violenza, fatta peraltro poi da un personaggio che non è nuovo a queste dichiarazioni. Io capisco, e concludo, il carattere provocatorio, capisco la volontà di far parlare di sé, ma quando si ricoprono dei ruoli di partito bisognerebbe sempre capire di non superare mai determinati limiti. Per un convegno, tra l'altro, che si chiamava Proteggiamo la scuola da Valditara, a questo punto spero che tutta l'Aula possa dire proteggiamo il ministro Valditara dalla violenza di determinati estremisti. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Qui Parlamento. Va ora in onda Potere al Popolo. Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento così, sola con me confusa. Sola con me confusa e vorrei sapere cos'è questa sensazione d'ansia che non mi passa. È il mondo che si sbaglia quando mi lascia da sola con me, sola con me, sola con me. Se mi guardo le mani un po' mi tremano, ma tanto poi mi passa. Mi guardo in faccia, dovrei restare calma. L'orgoglio è un'arma che parla per me, parla per me, parla per me, per me. Che sfioro il cielo dall'ultimo piano e non mi sembra più lo stesso. E adesso non so più che fai, ma sento ancora la vertigine quando dici che era inutile. Piove su di me, sembra una città, quella che non ho, quella che ogni grattacieli più alti. Ora non so che fai, ma sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine. Sono sola con me confusa, oggi mi sento così, sola con me confusa, sola con me confusa e vorrei sapere cos'è. Quando allo specchio trovo un'altra che lì mi guarda, oggi mi sento salva nella mia stanza, da sola con me, sola con me, sola con me, per me. Che sfioro il cielo dall'ultimo piano e non mi sembra più lo stesso. E adesso non so più che fai, ma sento ancora la vertigine quando dici che era inutile. Piove su di me, sembra una città, quella che non ho, quella che ogni grattacieli più alti. Ora non so che fai, ma sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine. Non mi interessa se non so dove sei, se non riesco neanche a dirti chi siamo. Vorrei soltanto che mi porti per mano lontano, lontano. Per me che sfioro il cielo dall'ultimo piano e non mi sembra più lo stesso. E adesso non so più che fai, ma sento ancora la vertigine quando dici che era inutile. Piove su di me, sembra una città, quella che non ho, quella che ho i grattacieli più alti. Ora non so che fai, ma sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine. Una cover di Elodie, Vertigine, con
Atena, che ci è venuta a trovare oggi negli studi di Radio Libertà per parlare di bullismo. Cosa non può accadere a una bella ragazza per un piccolo problema fisico, minuscolo, cosa non ti possono dire quando si è ragazzini. 13:35, buon pomeriggio, potere al popolo. Sì, siamo dentro anche quest'oggi nella polemica del giorno e tocca a voi, lo sapete, quando siamo in onda con Potere al Popolo avete l'obbligo di dire la vostra chiamando 02 9294 7222 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 quando ci colleghiamo anche con gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uomini delle colonie padane, chiaramente signori, gli appuntamenti targati Lega sul territorio sono tanti, sono tantissimi. Io vi dico sempre fatevi un giro sul sito legaonline.it, ma nella trasmissione di Sammy Varin ne parliamo ogni giorno, certo tra le 13 e le 15 quando l'è in onda il Sammy Varin. Da dove partiamo? Un grande saluto al capogruppo della Lega in Europarlamento, Paolo Borchia, capodelegazione della Lega in questa nuova legislatura europea, che quest'oggi gira nei territori. Oggi Paolo Borchia è tra la gente a Verona, questo pomeriggio, al centro Carraro, Lungadige, a Tiraglio 45, ore 16:30, una tavola rotonda, quale Europa, identità e futuro. Alle 18:15 Paolo Borchia inaugura l'azienda MT Distribuzioni in via Morgani 26, questo a Verona, oggi venerdì. A Nogara, in provincia di Verona, appuntamento alle 20 con la 38esima festa del riso colenose, via Palmino Sterzi. Domani 14 settembre a Erbezzo, Verona, a mezzogiorno, inaugurazione dell'antica fiera del bestiame. Chi ci segue dalla zona di Verona, bella idea incrociare Paolo Borchia, capodelegazione della Lega in Europa. Ma tra gli eventi targati Lega, domenica 15 settembre c'è Alessandra Locatelli ad Assisi. Dai, ore 18:30, il ministro per la disabilità parla alla Basilica di San Francesco. Diversità, dallo stigma alla cura. Stupendo. Questa domenica 15 settembre ore 18:30 il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli ad Assisi per parlare di diversità. Gli eventi targati Lega, beh certo dovete seguire anche la Locatelli, mi raccomando, cercatela su Facebook, mette tutto quanto lì, ma per chi ci ascolta da Bergamo, oggi venerdì 13 settembre alle 20:30 si riuniscono i giovani della Lega, congresso e cena a Bergamo città, questa sera presso Farina Co di Bergamo. Un altro appuntamento con la Lega è quello di Cantù. Cantù in festa, 13, 14, 15 settembre presso il Campo Solare di via Giovanni da Cermenate a Cantù, Como, e questa sera chi arriva a Cantù? Arriva Matteo Salvini. Questa sera, ore 20:30, festa della Lega al Campo Solare in via Giovanni da Cermenate a Cantù, arriva Matteo Salvini. Direi da non perdere l'appuntamento. Sabato 14 settembre il cielo sarà bellissimo su Cuneo e soprattutto sul Monviso. Perché? Perché sabato 14 settembre, domani, la festa della Lega al Monviso, Pian della Regina, Crissolo, Cuneo. Autonomia, identità e democrazia a partire dalle 10 domani, sabato 14 settembre, con Calderoli e i big della Lega, ricordando la Lega del passato ma anche quella del presente e del futuro. C'è una chiamata allo 02 9294 7222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Ciao. Allora, l'argomento di oggi che volevo dirvi è di ieri, ma ne parlo oggi. Sì. Allora, mi è capitato tra le mani un libro di Luca Zaia, signor Sammy. Luca Zaia, che è il presidente della Regione Veneto, nel suo libro Adottare la terra, ripeto, Adottare la terra,
ha scritto che, vi dico solo un breve tratto, leggete se potete questo libro e ne trarrete vantaggio secondo me, che l'agricoltura sta morendo, signor Semmi, che è stretta tra catastrofi naturali e l'invasione di organismi geneticamente modificati. La Terra è in una situazione che definire drammatica sarebbe un eufemismo. Di mezzo ci vanno milioni di contadini che in tutto il mondo compiono da sempre gli stessi gesti e conducono ogni giorno la stessa vita. Occorre un'idea, signor Semmi, ma serve anche la volontà di realizzarla fino in fondo. Comunque questo libro è bellissimo, se le potete leggere sarebbe meglio per tutti. E io vi ringrazio e buon fine settimana a lei. Grazie, buon fine settimana. E naturalmente quando si parla di Luca Zaia, signori, si parla dei big della Lega e di persone che hanno fatto tanto per il proprio territorio. 0292947222, questo è il numero del centralone di Radio Libertà, ma anche tramite WhatsApp al 34067090659. Io vi ascolto. E allora qualcuno mi scrive: ma lo sanno i nostri politici a cosa andiamo incontro? Sei l'unico che può far arrivare un messaggio di allarme ai nostri. Sai qual è il messaggio di allarme? È questo. Oggi sui giornali Putin ha annunciato che i paesi che approveranno l'uso dei loro missili a lungo raggio per colpire il territorio russo saranno considerati parte del conflitto. È chiaro, e la nostra è una radio che fa anche politica, è ascoltatissima dai politici, soprattutto della Lega e del centrodestra. Sammy, sei un riferimento affidabile e coraggioso. Ci vorrebbero tante persone come te in Parlamento. Purtroppo per questa guerra i politici di destra e sinistra sono tutti patrioti del C ucraini. Ci fanno ammazzare tutti. E molte volte ne abbiamo questa sensazione, è vero? È per quello che la Lega ha tirato il freno a mano. 0292947222. Pronto? Pronto Sammy? Quella. Ciao caro, sempre una voce libera che sei. Proviamoci. Comunque complimenti a tutti i politici della Lega che si fanno vedere sul territorio, partecipano alle varie sagre, alle feste. Questo dimostra che è un partito radicato bene, insomma. Allora, io quello che volevo dirti, Sammy, sono due cose. Primo, se loro si azzardano a condannare Salvini, la storia si insegna che chi è condannato scatta in alto nei sondaggi. La Lega prende almeno 3-4 punti in più nei sondaggi. Questo te lo posso garantire, perché la storia del Berlusconi e di altri ci dimostra che quando la magistratura si accanisce su un politico è proprio il politico che ne beneficia. Io spero che la condanna non arrivi, ma se dovesse arrivare penso che per la Lega, ovviamente Salvini non sarà d'accordo, ne trarrà un beneficio politico. Poi una cosa, io sono molto preoccupato per questa storia dei missili. Ora, ti pare normale a te? Una volta la sinistra come valore aveva la pace nel mondo. Un premier ragiona, di sinistra, Starmer, inglese, laburista, che va da un altro radical, va bene, liberal di sinistra, a dire puntiamo i missili sul territorio russo. Ma questi sono nella sindrome del dottor Stranamore. Siamo nella... Tu hai visto il celebre film di Kubrick? Siamo al dottor Stranamore. E nessuno dice... Signori, non dice un cazzo, siamo presi dagli ascensoristi di Palazzo Chigi, da Maria Rosaria Boccia, la pompeiana, da San Giuliano, da se stronzate qui, questa dovrebbe aprirsi la radio, la TV, il giornale, per testa di Mentana farci una maratona di 12-15 ore. Siamo a un passo dalla fine del mondo. Va bene, grazie a due politici di sinistra, il laburista e il compagno Starmer che va dall'altro cretino rincoglionito di sinistra. E chiudo dicendo, Sammy, Trump, subito che chiude sta guerra e può fermare i matti, perché Trump a tutti i costi. Ciao, un tuo parere. Grazie, chiaramente prendiamo le distanze da ogni insulto che potrebbe avervi sfiorato, cari ascoltatori, però Trump perderà le elezioni e cominciamo a pensarlo. Prima sembrava quasi fosse impossibile, adesso cominciamo a pensarlo. Non diciamo che saranno truccate, però sai, sembra
sembra tutto così strano, questa sciura che era inesistente fino all'altro ieri, adesso esiste, e esiste senza poter esistere, perché non è stata ratificata da nessuno praticamente, adesso bravissima, quel sorrisetto continua a ridere, cazzo ride, ma ride anche bene, è un sorriso contagioso, rido anch'io quando la vedo, e la faranno diventare presidentessa, si dirà così, o presidenta. Centro-sinistra, questo ascoltatore ha parlato male della sinistra, ma quest'altro parla male anche della destra. A che titolo la Meloni riconferma il totale appoggio armato a Kiev dicendo che se vince la Russia per noi c'è pericolo? Cosa vuol dire vincere per lei? Anche portare avanti trattativa come Putin proposta tante volte vincere? Fermiamo queste posizioni che non sono reali e ci espongono a gravi rischi e poi diciamo che così faremo la ricostruzione dell'Ucraina, ma con quali soldi ci pagheranno? Ci ho pensato io questa roba, con quali soldi ci ripagheranno? Ma non lo so, viaggi gratis, facciamo l'Europa, e tanto entreranno in Europa, no? E quindi un Erasmus ucraino per tutti, belli e brutti di qualunque età, con i soldi che daremo tramite fondi regalati da Europa. Basta, devono sedersi a trattare, la Lega faccia manifestazioni in tal senso. Caro ascoltatore, se ci mettiamo a fare manifestazioni in tal senso, lo sai, e mi sembra di aver già detto questa cosa in altri periodi, ti fanno cenno, fai manifestazioni in tal senso? Prego, quella è la porta, uscite pure dal governo. 0292947222, questo è il vostro momento, se volete entrare in onda a dire la vostra su qualunque argomento, vi sto ascoltando anche tramite WhatsApp 3406709 alle 14, poi ci sarà Chiara Soldani che dirà la sua, poi i bacchettoni di Informazione Cattolica e poi attenzione, avremo anche una parlamentare in diretta e già avremo con noi la senatrice Elena Murelli per parlare di scuola, di insulti. Avete sentito? Gliene hanno dette di tutti i colori al ministro dell'istruzione Valditara. La sua riforma non piace ai sinistrorsi. Lo abbiamo intervistato questa mattina Valditara, e se lo siete perso trovate tutto su YouTube, su Facebook, ma anche sul sito radiolibertà.net. Oggi con Elena Murelli parleremo proprio di questi insulti tipo cialtrone, lurido, repressivo e pericoloso. Vabbè, repressivo, pericoloso, cialtrone, lurido, insomma, un po'. Però questi di sinistra hanno fatto la festa, erano tutti lì belli allegri, va colpito come con la morte nera di Guerre Stellari, ha dichiarato quello che doveva diventare parlamentare europeo. Per fortuna l'hanno trombato, ragazzi miei, perché ci abbiamo già la Salis, è un corettino stonato che effettivamente ha fatto alzare il sopracciglio anche agli altri di centro-sinistra. Hanno detto: che cazzo dici? Ci va a fare una figura, dai, insomma. E la figura l'ha fatta certamente questo ex che non era, doveva diventare europarlamentare, ma cosa fa il professore? Mazza, e sai che lo sospettavo. 0292947222. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Gianni. Il discorso su Salvini, guai se viene condannato, perché la Lega deve fare poi la Lega e finirla di essere una Lega molle, col ventre molle, perché i magistrati, aveva detto a suo tempo un certo Falcone Borsellino, hanno detto: chi sono i vostri nemici? Una persona normale direbbe sono i mafiosi. No, sono i magistrati all'interno lì a Palermo, il covo di vipere che c'erano, e questo si è portato avanti, perché ricordiamoci, noi che abbiamo una certa età, del Tu di Mani Pulite di Antonino Caponetto, lo ricordiamo? Che fine ha fatto? Ecco, e poi naturalmente ci sono i vari palazzi, del Quirinale, il capo dello Stato che è il capo anche della magistratura, del Consiglio Superiore di qualcheduno che lo chiama della mafia, che hanno sempre creato dei gran danni a questo paese, e si continua con questa burocrazia. Poi per quanto riguarda i famosi missili
che, diciamo così, i democratici, il sistema occidentale libero, che noi dobbiamo metterci bene i puntini su i, che l'Occidente europeo è una cosa e l'Occidente americano come è nato. Andiamo a vedere come è nato gli Stati Uniti d'America quando hanno avuto l'indipendenza nel 1774 dagli inglesi. Cosa hanno combinato quelli che sono andati là con gli indiani d'America che li hanno sterminati? Questo l'ha ricordato anche Vittorio Feltri recentemente alla nostra radio, che ne ha fatto di tutti i colori. Quello che è successo agli aborigeni, che è la più vecchia popolazione del mondo, 40.000 anni di storia, quando all'inizio dell'Ottocento hanno mandato delle navi dall'Inghilterra, sono andati dalle carceri, li hanno mandati là in Australia, cosa hanno sterminato gli australiani. Quindi stiamo molto calmi, perché la Magna Carta è una cosa molto antica, ma non ci siamo con questo tipo di Occidente. Grazie caro. Sì, ci vedete a volte molto molto lontano, cari ascoltatori. 13:51, ancora una manciata di minuti. Dai. Chi vuole parlare con Sammy Varin, chiamate, provate l'emozione di entrare in diretta nazionale e dire la vostra su qualunque argomento. 0292947222 oppure tramite WhatsApp un messaggin a Sammy Varin chiamando 340 670 9659, inoltrando il vostro messaggio a questo numero. Un evento targato 21-22 settembre a Concorezzo, siamo vicino a Monza, il 9° Festival della Bigenitorialità, network regionale di inclusione sociale. 21-22 settembre, già ve lo dico, cominciate a parlarne tra amici e parenti. Non c'entra la Lega, ma c'entra ad esempio l'associazione Genitori Separati, ce ne sono, movimento femminile, parità genitoriale, minori in primo piano, figli negati, papà separati Brescia, papà separati Liguria, genitori sottratti, papà separati Milano, Non ne parliamo da anni, abbiamo anche una trasmissione che riprenderà tra poco che parla di bambini sottratti alle proprie famiglie per le situazioni più strane e pazzesche, a volte per delle sciocchezze. 21-22 ottobre a Concorezzo Villa Zoia. Avremo modo di ricordare ancora questo evento. Sto dicendo cose e tu dici cose a caso, no, cose in cui non c'entra ufficialmente la Lega, e anche questa non è un appuntamento Lega, ma ci va Sammy Varin di Radio Libertà e scusami e fammi tirare l'acqua al mio mulino. Signori, domani sabato 14 settembre io sarò in giuria alla finale del Cantabrianza, siccome ne abbiamo parlato su queste frequenze, Dino Angelini e tantissimi giovani che sono passati dal Cantabrianza e che stanno facendo strada, si stanno divertendo a trasmettere emozioni attraverso la musica. Il Cantabrianza dà un palco gratis a tutti e se diventi bravo arrivi alla finale. Proprio domani, sabato 14 settembre alle 21, c'è la finale del Cantabrianza a Birago di Lentate sul Seveso, sempre in provincia di Monza Brianza, qua vicino. Presenta Fabio Taormina, ospite la Valentina Cassano, che abbiamo avuto ospite tante volte nei nostri studi, ma sul palco della finale tante ragazze e ragazzi che abbiamo ospitato negli scorsi mesi qui da noi a Radio Libertà. Se siete in zona, ci vediamo sabato domani 14 settembre ore 21 a Birago Lentate sul Seveso, la finale del Cantabrianza con Sammy Varin in giuria. Sarò naturalmente implacabile. E vabbè, lo nominiamo, d'accordo, volevo far finta di niente. Si chiama Raimo, quello che dice le parolacce a Valditara. Il ministro va colpito come la morte nera. Che a me piaceva, Guerre Stellari, eccetera. Ancora adesso, quando vai in qualche posto che c'è
un casino della miseria, io oso dire, c'era la morte nera proprio, signor, ma povero Valditara, che ce la faccia da buono poi. L'abbiamo intervistato questa mattina col nostro direttore Sallusti, fatevi un giro sul sito di Radio Libertari, sentite l'intervista, ma soprattutto stiamo facendo agenzia, avrete modo di leggere questa intervista questa sera o domani su varie testate. È chiaro, questi della sinistra ci stanno andando giù un po' troppo pesante e non si va da nessuna parte facendo questa informazione, minimo, semplicemente ci arrabbiamo sempre di più. Poi io posso capire che sono arrabbiati, perché proprio in commissione è stata approvata la risoluzione contro la propaganda gender nelle scuole. Posso capire che la sinistra e il PD sono arrabbiati neri, perché questi volevano indottrinare i vostri figli fin dalle elementari che assolutamente non c'è niente di male se la tua bambina inizia a giocare coi soldatini, se il tuo bambino si veste da ragazzina a 6 anni, ma è normale, normalissimo. E ancora peggio, perché questi poi ti mettono i travestiti a insegnare l'antravesti ai vostri figlioletti. Ma dove cavolo stiamo finendo? E se dici di no, Sammy Varin, sei omofobo. Beh, nel mio caso chiaramente è riconosciuto, chi vi parla odia i terroni e anche gli omosessuali, però normalmente magari non è così. Sto scherzando, ma chi vuoi che odio? Odio me stesso, vorrei avere i capelli lunghi che mi cascassero qua come Lorenzo, ecco, più o meno. 0292947222. C'è qualcuno che vuole parlare con me? Pronto? Sì, pronto, chiamo da Trieste. Allora, Cainarca, oltre che fa bene seguire Olindo, Rosa, tutti quei fatti di cronaca un po' dubbi, però dovrebbe seguire con molto più meglio la commissione che il Parlamento ha istituito contro Speranza e tutta quella gentaglia che ha fatto 180.000 morti. Quindi sarebbe bene che più spesso se ne parlasse, non solo aspettare Borghi, invece proprio istituire una trasmissione su questo, perché mi pare che non si parli più. Ciao. Bravo, ottima idea. Poi se acquistate il quotidiano La Verità, ragazzi, se ne parla tutti i giorni. Grazie Elena che ci ha fatto avere una bella segnalazione che riguarda la provincia di Treviso. Per il 27, 28 e 29 settembre Lega in festa in provincia di Treviso. Confermata la presenza di rappresentanti del movimento provinciali, regionali e nazionali presso Prato Fiera a Treviso 27, 28, 29 settembre, assolutamente da non mancare. Ancora messaggi, Luca scrive: ciao Sammy, Putin ha fatto l'ultimo grave avvertimento ai senza gonadi e neuroni delle marionette occidentali. Qui se continuano a governarci i sinistrati, la guerra atomica si paleserà. Io comunque, senza dubbio, sto con i russi. Caro Luca, sta arrivando già la Digos, sta bussando alla tua porta e non ti dico che noi stiamo con i russi perché insomma lo sapete benissimo, la verità sta nel mezzo, non scherziamo, però ci stiamo diciamo mettendo in un cul-de-sac, stiamo forse esagerando. Intanto l'Ucraina chiede le armi che l'Italia ha tolto dal servizio. Avete un carro armatino che avanza, autoblindo, contraerea che non usate più, fategliela avere all'Ucraina. Naturalmente siamo qui tutti a pensare: ma perché continuiamo così? Ma la ricostruzione, quella che ci tiriamo fuori la lingua, la ricostruzione, le nostre industrie potranno ricostruire l'Ucraina, magari anche durante la guerra, se va avanti ancora 10 anni, noi ricostruiamo e gli altri distruggono, ma poi ricostruiamo ancora. Quello che qualche ascoltatore mi chiedeva poco fa è: ma con quali soldi l'Ucraina ci pagherà? E con questa frase meditativa mi fermo, ma solo per qualche istante, perché tra pochissimo arriva Chiara Soldani. Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori,
Anche se non ci faccio più caso, lo sai, certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva e magari... Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta. È un maledettissimo incubo. Faremo separare i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini. Con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri. Diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà. Dall'11 settembre al cinema. Dai produttori Leonardo DiCaprio e Mike Medavoy. Ozzy è anche una influencer molto famosa. Una storia sul coraggio. Tu sei l'unico che conosce la foresta. Sull'avventura. Oh! Sull'amicizia. Sembra divertente. Ozzy, la voce della foresta. Dal 19 settembre solo al cinema. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record, dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo 3,50 € per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre...
loro ci hanno fatto una canzone, però è tutto vero, ragazzi, è intelligenze artificiali. Quanto controlliamo oggi la nostra vita e che cosa succederà in futuro? Ne parliamo come fosse fantascienza, sapete bene che è un intelligenze artificiali di Amplifier, scritto Amplifier, uscita proprio oggi, per meditare, ma per meditare e anche per arrabbiarci, ho chiamato per sentire che cosa mette sul tavolo questa settimana, gli argomenti più importanti. Chiara Soldani, ciao Chiara! Ciao, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori. Da leggifuoco.it, anche in versione cartacea, si chiama Fuoco. Vediamo dove ci porta oggi Chiara. Intanto buon Natale da Maduro, che per tenere a freno le proteste per la sua nazione nulla trasparente, per la sua elezione decisamente che ha qualche problemino secondo molti, ha anticipato la festa al 1° ottobre. Buon Natale quindi a chi mi viene da piangere veramente, a chi ci ascolta dal Venezuela, ma anche ai tanti venezuelani che vivono in Italia. Ne abbiamo ospitata una proprio qualche settimana fa. Poi c'è Milano violenta, nessuno escluso, forse per il lockdown che ha danneggiato il cervello degli adolescenti. Ora passano dalle rapine, dai pestaggi nelle baby gang al fenomeno dell'isolamento dei non riesco a dirlo, Kikomori, quella cosa lì, insomma, cioè da un estremo all'altro, capito? O fai casino nelle baby gang, inizi a rubare, picchiare, ammazzare, eccetera, o ti isoli. Una via de mes non si riesce a trovare? Chiara Soldani, a te! E hai ragione Sammy, devo dire che oggi prepariamo una sorta di aperitivo rinforzato perché è un mix di notizie molto molto diverse fra loro. Sicuramente c'è la notizia appunto del Natale anticipato, come giustamente anticipavi appunto al 1° ottobre, perché Maduro ha ben pensato di ringraziare gli elettori venezuelani in quelle che sono state delle elezioni farsa, peraltro lo abbiamo anche detto. Tra l'altro mi pare che in generale nel nostro paese si sia parlato molto poco e si stia parlando molto poco di quanto accade appunto in Venezuela, qualcosa di estremamente preoccupante, anche perché si parla sempre di derive oscurantiste piuttosto che regimi sedicenti in Italia. No, parliamo invece dei regimi reali che ci sono. Forse quelli che parlano appunto di fascismo nel nostro paese dovrebbero farsi un giro in Venezuela e magari cambierebbero anche un attimino la visione delle cose. Insomma, sta di fatto che Maduro ha deciso così di quasi distrarre con un'arma di distrazione di massa, quella appunto dell'anticipare le festività natalizie, per ringraziare, come dicevo poc'anzi, in omaggio a voi, ha detto, decreterò che il Natale venga anticipato proprio per festeggiare insomma tutti insieme queste sue elezioni e questa sua rielezione particolarmente sospetta. Peraltro ricordiamo, i registri elettorali non sono neanche stati presentati, gli oppositori vengono arrestati nella migliore delle ipotesi, se non addirittura fatti sparire. Quindi insomma questa è la situazione del Venezuela e sono molto contenta che Radio Libertà ne abbia parlato, appunto ospitando anche un ospite e dando voce realmente a chi viene insomma se non zittito comunque ignorato. Milano violenta, c'è stato questo episodio gravissimo, ma in realtà purtroppo sono episodi all'ordine del giorno. Questo ragazzino Simone di 19 anni che è stato barbaramente e violentemente aggredito da 3, tanto per cambiare, marocchini nordafricani, e qui non ne facciamo un discorso di razzismo, perché fossero stati italiani chiaramente avremmo denunciato con la stessa veemenza questo episodio. Insomma, l'aggressione è avvenuta lo scorso giovedì. Il ragazzo aveva viaggiato di notte per recarsi a Milano per sostenere un test universitario e nel sottopassaggio della metropolitana è stato aggredito, picchiato, addirittura preso a morti. Quindi rendiamoci conto un po' del livello anche di violenza e disumanità di questi personaggi. Ovviamente è stato derubato, diciamo che la parte appunto del furto è quella
meno impattante rispetto al trauma che ha vissuto Simone. Insomma, fatto sta che questi nordafricani sono un 19enne, un 33enne e un 49enne, si trovano attualmente a San Vittore, però erano personaggi già ben noti alle forze dell'ordine. Ovviamente bighellonavano nella zona di Stazione Centrale, quindi a piede libero, e giustamente ogni qualvolta si verificano questi episodi noi li denunciamo dopo, però dovrebbero essere prevenuti, e noi ci chiediamo perché la prevenzione non avviene, perché ci sono troppi pochi controlli, perché questi personaggi che hanno per esempio anche dei mandati pendenti su di loro non vengono rispediti cordialmente al mittente, o comunque non vengono trattati come quello che sono, ovvero dei delinquenti. Insomma, il ragazzo Simone per fortuna sta molto meglio, sta di fatto che Milano è sempre più invivibile, e questo all'ordine del giorno, e lo sappiamo benissimo noi che ci lavoriamo, comunque ci viviamo. Per quanto riguarda sempre una notizia riguardante nordafricani, comunque personaggi che importano, diciamo così, la loro cultura nel nostro paese, c'è anche la notizia del mediatore culturale marocchino, quindi rimaniamo sempre più o meno nella stessa zona di pertinenza. Mediatore culturale, quindi si presuppone che si possa impersonificare una sorta di integrazione, no? Comunque un dialogo culturale, e invece no, questo simpatico personaggio arrivato in Italia nel 2011 si è radicalizzato nel nostro paese, soprattutto con la propaganda dell'ISIS in rete, quindi insomma una minaccia reale della quale purtroppo siamo costretti a parlare molto molto spesso. È stato arrestato con l'accusa appunto di terrorismo internazionale un 28enne che nelle comunicazioni intercorse con sua madre aveva appunto detto di essere già pronto, insomma, per rendersi martire, ovviamente in nome dell'ISIS, e scriveva sui social: preparate le vostre teste, io mi esploderò. Ecco, quindi insomma diciamo che questi sono dei dati molto preoccupanti, perché sono persone tra virgolette insospettabili, stiamo parlando anche di gente apparentemente integrata. Ecco perché il buonismo della sinistra è altrettanto pericoloso, perché presta al fianco soprattutto questi personaggi. E per quanto riguarda invece i danni del lockdown, giustamente Sammy parlava di intelligenza artificiale, dovremmo parlare più che altro di demenza artificiale, ma anche reale, perché i danni del lockdown sicuramente hanno aggravato un po' forse una situazione già di disagio, soprattutto negli adolescenti. Insomma, sta di fatto che uno studio dell'Università di Washington segnala dei danni reali, quantificati sul cervello appunto dei ragazzi, attraverso un assottigliamento della corteccia cerebrale, quindi insomma è un dato molto molto preoccupante. Il cervello danneggiato dalle restrizioni, ovviamente dall'isolamento sociale, quindi da questa vita praticamente subordinata comunque ai social network piuttosto che ai videogames, quindi tutto subordinato ad uno schermo e filtrato da uno schermo. Un'accelerazione dell'invecchiamento appunto del cervello degli adolescenti di 4,2 anni nelle ragazze e di 1,4 anni nei maschi, quindi insomma questo è sicuramente uno dei tanti danni che il lockdown ha procurato soprattutto nei più piccoli. E per quanto riguarda invece in chiusura un altro fenomeno del quale tra l'altro ha parlato anche il ministro Valditara, fenomeno molto conosciuto in Giappone, ovvero quello degli hikikomori. Sono dei ragazzi che vivono in totale isolamento e che addirittura non frequentano la scuola, quindi vivono nella loro stanza completamente al buio. L'unica luce ovviamente quella artificiale prodotta da personal computer piuttosto che altri strumenti tecnologici dei quali appunto si servono. Un fenomeno sociale che resta molto misterioso, molto poco conosciuto nel nostro paese, però stiamo parlando di circa 50.000 ragazzi che vivono in questa situazione di isolamento permanente. Hikikomori in giapponese significa stare in disparte, quindi appunto allude a questo isolamento soprattutto sociale di questi giovanissimi. Ed è stato un fenomeno riconosciuto negli anni 90 in Giappone attraverso lo psichiatra Saito Tamaki. Insomma, c'è un overdose ovviamente di cellulari, videogames, tutto questo corroborato da ansia, depressione, isolamento, come dicevamo, ma anche con la deriva di gioco d'azzardo piuttosto che cyberbullismo. Insomma, in questo mondo che è sempre più attaccato al progresso, alla tecnologia, ormai non dovremo neanche più alzare un dito per, riscaldare l'acqua per farci il tè, quindi ormai è tutto subordinato all'intelligenza artificiale. Questi fenomeni ci fanno riflettere, insomma ci fanno anche dire forse è meglio vivere un pochino più offline e soprattutto insomma tornare alla vita tradizionale, che credo sia anche molto più salubre di questa vita moderna.
Vero, vero, è un mondo che decisamente fa paura. Torniamo a uscire di casa, torniamo a incontrarci, a guardarci negli occhi, magari in occasione della domenica di Pontida. Lo stiamo lanciando l'appuntamento da qualche settimana, ormai il 6 di ottobre, la Pontida nazionale della Lega in provincia di Bergamo, appunto a Pontida, e la notizia che ho saputo da pochissimo è che probabilmente ci sarai anche tu, Chiara Soldani. Ci vediamo a Pontida. Ma sicuramente ci vedremo prima, Sammy, mi dovrai sopportare e Bene. vedere anche prima di Pontida. Bene. Però l'appuntamento per chi arriverà al grande raduno della Lega sarà proprio allo stand di Radio Libertà. Saremo lì, un bello stendone doppio, bello grosso, tra ascoltatori, conduttori, simpatizzanti, giornalisti che vengono a sbirciare cosa diciamo, cosa facciamo. Il 6 di ottobre conoscerete anche Chiara Soldani. Grazie Chiara. Grazie a te, Sammy, un saluto a tutti, grazie a voi. Buon lavoro, e cercate Chiara Soldani chiaramente sui social, su Instagram c'è, su Facebook no, ma cercatela soprattutto su leggifuoco.it, anche in versione cartacea. Stanno arrivando i bacchettoni, perché il venerdì a quest'ora noi riavvolgiamo il nastro delle informazioni della settimana, soprattutto della controinformazione della settimana, collegandoci con le voci che non trovate normalmente sulla carta stampata, quella importante, sul telegiornale o sulla televisione che guardate ogni sera. E a quest'ora arriva l'informazione, o meglio la controinformazione di informazionecattolica.it. Ce lo abbiamo? È arrivato? Certamente. E con noi anche quest'oggi, e ci fa piacere averlo in nostra compagnia, Pietro Licciardi. Ciao. Un salutone a tutti gli ascoltatori, come sempre. Allora, siccome abbiamo parecchia roba al fuoco, comincio subito con Matteo Castagna, che ricorda quella data infausta per l'Italia che fu l'8 settembre 1943. Ricordo che l'8 settembre è stata appena domenica scorsa, che segnò la definitiva caduta dell'illusione dell'Italia grande potenza, come ebbe a scrivere Domenico Bartoli, che fu direttore del Resto del Carlino e della Nazione proprio nel 1943. Un mito non nato col fascismo, ma già presente nel Risorgimento, e il filosofo cattolico Augusto Del Noce completò mirabilmente l'analisi scrivendo il 26 novembre 1983 su Il Tempo di Roma: si può forse dire che l'8 settembre fu la conclusione di un'avventura iniziata con l'intervento della Prima Guerra Mondiale, in quella che mi si permetta di giudicare suicidio d'Europa e inutile strage. Questo Del Noce. Purtroppo le forze della sovversione anticattolica, composta da liberali e socialcomunisti, con l'aiuto dei compromessi col fascismo e compromessisti democristiani, scrive Castagna, divisero gli italiani e portarono alla guerra civile. E poiché il giudizio storico, con buona pace dei vari antifascisti del terzo millennio, che spopolano con ampi spazi su TV e giornali, non può essere di parte, si potrebbero ascoltare le profetiche parole sempre di Augusto Del Noce. La mia convinzione è che se si fosse seguita la linea dell'unità in una volontà di pace, non soltanto si sarebbero evitati molti lutti, ma si sarebbero stabilite migliori condizioni per i decenni seguiti alla guerra. Passo ad Angelica La Rosa, che ci informa come nella Teutonica Turingia e Sassonia i vescovi si sono rammaricati della vittoria del partito di destra AfD, invitando tutti gli altri partiti ad una mucchiata pur di evitare l'entrata nel governo del partito da loro definito nazionalista. Ancora una volta certi preti, invece di dedicarsi più proficuamente alla cura delle anime, si vogliono impicciare di questioni su cui poco sanno. Innanzitutto, infatti, se l'AfD ha ottenuto il successo è perché gli elettori l'hanno votata, e già questo in democrazia meriterebbe un po' più di rispetto. In secondo luogo, i vescovi tedeschi farebbero bene a chiedersi perché
l'AfD ha ottenuto così tanti voti? Non sarà che anche in Germania la gente comune è stufa dei soprusi inflitti da una massa di immigrati che stanno trasformando il paese in una colonia dell'Islam, dove è diventato pericoloso camminare per strada senza correre il rischio di essere accoltellati al grido di Allahu Akbar, e soprattutto di una minoranza di sinistri ideologi che brandiscono l'ideologia immigrazionista in odio alla cultura e alle tradizioni europee. Immigrazionismo col quale anche tanta parte della Chiesa sta tra l'altro collaborando. Forse sarebbe il caso di un po' di autocritica. La stessa autocritica che dovrebbe fare la Chiesa irlandese, che invece di predicare il Vangelo cerca di convertire i propri fedeli all'Agenda 2030 europea, la famigerata Agenda Verde, annunciando che restituirà il 30% dei terreni a lei appartenenti alla natura. E ancora Angelica La Rosa che ce ne parla, concludendo che probabilmente Madre Terra riavrà dalla Chiesa irlandese ben più del 30%, poiché in Irlanda non ci sono quasi più vocazioni sacerdotali e le chiese sono sempre più deserte. Il costituzionalista Daniele Trabucco, in un breve ma intenso articolo, mette in guardia sul carattere assiologico delle costituzioni liberali, tra le quali la nostra. Non si sa perché, definita da qualcuno che dovrebbe continuare a fare il guitto piuttosto che discettare il diritto costituzionale, la più bella Costituzione del mondo. Carattere assiologico significa che sono le costituzioni a determinare quali siano i valori umani e non l'ordine naturale delle cose. Ma così facendo le costituzioni diventano contenitori di desideri che si trasformano in valori e quindi in diritti a seconda dei desiderata ormai insaziabili della società. Ma fino a quando le istituzioni saranno in grado di contenere un'inevitabile conflittualità sempre più in espansione? Già, fino a quando? Prima accennavo alla necessità di autocritica di certe chiese e certi prelati. Ebbene, il vescovo emerito Joseph Stickland in Texas, sollecitato dal giornalista di una importante testata cattolica, ha offerto scuse pubbliche per la chiusura delle chiese durante i lockdown legati alla pandemia di Covid-19. Il vescovo ha riconosciuto di essere stato ingannato dalla copertura mediatica, parole sue. Bene, meglio tardi che mai. Aspettiamo le scuse di molti altri che si vantano di sapere interpretare i segni dei tempi, ma che poi non sono stati in grado di capire quel che tantissimi fedeli avevano capito, ovvero che se i supermercati sono rimasti aperti in pandemia, a maggior ragione potevano esserlo le chiese, pur con qualche dovuta precauzione, che sono molto, ma molto meno affollate dei supermercati. Antonella Paniccia prende spunto da recenti fatti di cronaca nera che hanno avuto per protagonisti dei minori per scrivere che non è vero che si uccide senza motivo. Il motivo c'è sempre, ma siamo noi che non vogliamo o facciamo finta di non vederlo. Paniccia parla del flagello delle droghe, dell'abuso di alcol, della ricerca ossessiva dello sballo, ovvero macroscopici effetti di un problema di fondo, la mancanza di educazione. Tutti noi, genitori, insegnanti, istituzioni, abbiamo rinunciato ad educare i giovani, dicendo loro quel che è giusto e quello che non lo è, lasciando correre certi comportamenti ingiustificabili per buonismo, falsa generosità o malintesa tolleranza. Figuriamoci poi se qualcuno si azzarda a fare riferimento ai 10 comandamenti, perché subito viene tacciato di bigottismo o di essere magari bacchettone. Sì, ma poi evitiamo certa stucchevole retorica o lacrime di coccodrillo quando sono dei 17enni a sterminare la propria famiglia o a uccidere i giovani ragazze. Andando verso la chiusura di questa rassegna ci siamo chiesti quanti morti ci sono stati veramente a Gaza. Secondo il Ministero della Salute palestinese, negli ultimi 11 mesi le vittime hanno superato le 40.000 e i feriti sarebbero più di 94.000. Ma il Ministero è controllato da Hamas e i suoi funzionari farebbero una gran brutta fine se non diffondessero le cifre che Hamas fornisce.
Secondo invece John Spencer, capo del settore guerra urbana presso il Modern Warfare Institute di West Point, l'Accademia Militare Nazionale degli Stati Uniti, il numero è semplicemente errato. Insomma, comparando diversi dati e fonti, i morti civili palestinesi potrebbero essere forse non più di 10.000, sempre troppi, ma meno di quelli spacciati dalla propaganda. Chiudo la rassegna con un accenno al disastroso accordo stipulato tra Cina e Vaticano nel 2018. A questo proposito, il saggista americano George Weigel, autore di ottimi libri sulla crisi dell'Occidente, ha stigmatizzato l'ostinata persistenza del Vaticano nell'accordo strategicamente sconsiderato e canonicamente dubbio che ha stretto con il regime di Xi Jinping, garantendo al Partito Comunista Cinese i diritti di nomina episcopale, peraltro in violazione dell'insegnamento dello stesso Concilio Vaticano II. Un'altra fissa degli spiriti conciliari, infatti, è la cosiddetta inculturazione, che nel cattolicesimo esprime l'attività della Chiesa che utilizza i materiali appropriati di una data cultura per fare vivere la proposta evangelica in quell'ambiente. Ma quello che accade in Cina è una falsa inculturazione, dato che sotto il ferreo dominio comunista di Xi Jinping si vuole trasformare la Chiesa di Roma in una Chiesa nazionale, sottomessa al partito, che si ritroverà presto ancor più col bavaglio sulla bocca riguardo alle innumerevoli violazioni dei diritti umani in quel paese, e tutto questo, ahimè, con la benedizione del Vaticano. Eccoci alla fine, caro Semmi. Hai sentito quelli di informazionecattolica.it? Se vi abbiamo solleticato la curiosità, fate un giro sul sito www.informazionecattolica.it o cercate Informazione Cattolica semplicemente su Facebook. Grazie Pietro Licciardi, ci sentiamo alla prossima. Grazie a te Semmi, alla prossima. Promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Che ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ben ritrovati cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Tra i prodotti importanti che noi stiamo preparando per l'autunno e l'inverno spicca, 18 anni che noi ce l'abbiamo, ve lo proponiamo, quindi non è una cosa nuova, una cosa importante, sempre molto interessante. Il nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. Parentesi, noi siamo distributori unici del nostro sciroppo per tutta l'Italia. Non cercatelo perché non lo trovate. Quindi parliamo di un prodotto molto importante che all'interno del 20% di bava di lumaca, il principio attivo della bava di lumaca, il timo, la verbena, l'altea, il papavero. E che cosa serve? Per calmare la tosse grassa, la tosse secca e fluidificare il catarro in eccesso. Quando non sono malattie, il catarro, la tosse non sono malattie, sono mali di stagione che però insomma col tempo rompono un po' i maroni. Detto questo, cosa vi devo dire? Noi lo stiamo preparando il Bronco Free. Se lo volete 57 euro 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Come si assume? Prima di coricarsi sarebbe meglio, poi sulla boccettina c'è il misurino. Voi ne prendete un misurino, andate a fare le nanne, la bava di lumaca, i suoi principi attivi, fluidifica il catarro, lo rende molto più morbido e voi, per facilitare l'espettorazione, voi la mattina tossite 3 colpi di tosse e eliminate il catarro in eccesso. Il timo, la verbena, l'altea e il papavero sono coadiuvanti per la tosse, sono erbe importantissime che vi fanno calmare, quindi dormite anche meglio. E chi dorme bene di notte è meno di giorno, avete capito. Quindi attenti, però cosa succede? Non è che io trovo il timo, la verbena, l'altea, il papavero, la bava di lumaca così. Sono prodotti importanti e devono avere dei principi attivi importanti. Se lo volete, chi lo conosce già, chi lo prende ormai da 18 anni, io quest'anno faccio il prezzo dell'anno scorso. 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Chiamate 030 68 40 408. Quindi Bronco Free, la ricetta antica delle Alpi, bava di lumaca e timo verbena, altea, papavero, il resto non ve lo dico perché la concorrenza mi sta ascoltando.
57 euro, siete a posto, tosse grassa, tosse secca, catarro, anche chi fuma tanti, ex fumatori, fumatori. Insomma, 030 68 44 08. Dite ascolto Radio Libertà, il trasporto per voi è gratuito. Alla Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che torna in diretta alle 14:30 minuti primi. La nostra controinformazione quotidiana è quella che ci vede collegati con il Parlamento, Camera e Senato, per sentire direttamente dai rappresentanti della Lega che cosa succede. Il commento arriva direttamente da loro, che assistono molto spesso a quello che accade in Parlamento e soprattutto che portano avanti importanti leggi. E qua ci sono appunto le novità di quest'oggi. Abbiamo con noi la senatrice Elena Murelli. Buon pomeriggio, Elena. Ciao Sammy, buon pomeriggio ascoltatori di Radio Liga. Grazie per essere con noi. Che cosa sta succedendo? Perché è su tutti i giornali e oggi c'è un botta e risposta anche da parte del diretto interessato. Sto parlando del ministro dell'istruzione Valditara. Raimo contro Valditara, bersaglio da colpire come la morte nera. Proprio questa mattina Valditara ha replicato dalle nostre frequenze dicendo sono parole violente, ma c'è qualcuno che già sta giustificando questo Raimo che parlava dalla festa della sinistra di AVS come i soliti compagni che sbagliano, ci chiediamo noi, ma poi ne sono arrivate altre durante questa festa, cialtrone, lurido, repressivo e pericoloso, insomma cose assolutamente inaccettabili. E io ti chiedo, Elena Murelli, che cosa sta succedendo, ma soprattutto che cosa mai abbiamo fatto, quale riforma Valditara ha portato avanti che tanto non è stata digerita dalla sinistra e non solo la sinistra estrema, diciamolo. Murelli. Allora, io non sono rimasta indignata solo come senatrice, ma anche come cittadina dalle parole di Rai verso il ministro Valditara. E non solo, ci sono altre persone che sono professori di filosofia, vicini alla scuola, che lo attaccano perché lui ha avuto il coraggio di fare una riforma che già era stata portata avanti e quindi già iniziata anche dal governo precedente. Parlo della riforma degli istituti tecnici professionali 4+2. Ricordo che gli ITS Academy erano già stati approvati nella scorsa legislatura, quindi dal precedente governo, anche dal governo Draghi, dove partecipava anche la sinistra. E gli ITS Academy sono scuole di specializzazione professionalizzanti che, abbinate alla riduzione di un anno dell'istituto tecnico professionale, portano allo sviluppo direttamente di persone professionali e specializzate in uno specifico lavoro, in una specifica mansione. Noi siamo in una situazione che, secondo i dati, c'è un mismatch tra scuola e lavoro e secondo queste statistiche, se andiamo avanti così nel 2027, ci troveremo direttamente il 47% di richieste di lavoro inerase, soddisfatte. E quindi un anno si parla di 35 miliardi di euro. Solo in Italia questo succede perché non c'è un confronto tra la scuola e il mondo del lavoro. Ecco che quindi l'Italia ha avuto il coraggio di fare questa riforma in accordo con le aziende e le associazioni imprenditoriali. Ieri è stato accusato del fatto che lui non ha mai lavorato, che non sa di quello di cui parla, che non è assolutamente vero. Poi appunto detto da Raimo, detto da un professore di filosofia, che magari non sanno neanche come funziona il mondo del lavoro, come funziona il mondo in azienda, mi pare assurdo ed è proprio invece quello che ci chiede il mercato. E quindi questo purtroppo sono degli attacchi assurdi che invece il ministro ha avuto il coraggio di fare questa riforma che porta sicuramente questo cambiamento più grande. Dall'altro punto di vista ci sono tanti altri cambiamenti che nella riforma della scuola si possono indicare in punti che sono stati appunto fatti dal ministro.
se vogliamo andare ad illustrare, Guarda, facci qualche esempio, perché siamo qua tutti davvero a domandarci dove abbiamo sbagliato, perché sai, quelli di sinistra hanno sempre ragione, sono loro i professori e non purtroppo solo tra virgolette, e molto spesso sono loro anche i giudici, vediamo che in molti casi. Facci qualche esempio di questa riforma importantissima e che vede e vedrà protagonisti chiaramente i nostri figli e i nostri nipoti. Elena. Beh, allora, partendo sempre da questa riforma con il mondo imprenditoriale, io voglio andare a portare i docenti all'interno della scuola che siano persone che abbiano lavorato in azienda e quindi, come stanno facendo in tanti territori, sopportare le del Piacenza, dove Confindus è in accordo con gli istituti superiori e dove anche gli stessi ministri del lavoro dei docenti qualche ora all'interno della scuola degli istituti professionali per insegnare una professione. Dall'altro punto di vista il rinnovo dei laboratori, dove i ragazzi non vengono formati sull'utilizzo di macchinari vecchi, per esempio di un torno vecchio, ma hanno sempre il rinnovo delle tecnologie che vengono utilizzate, in modo tale che siano direttamente formati su tecnologie avanzate, non si ritrovino piazzate nel momento in cui vanno a lavorare. L'altro punto di vista sicuramente importante è il divieto dell'utilizzo dei cellulari a scuola, nelle elementari e nelle medie. Questo perché tra i giovani favorisce la deconcentrazione, non favorisce la creatività e la favia, e questo è un punto importante. In contrapposizione però all'interno della scuola abbiamo l'intelligenza artificiale. Il ministro è andato ad avviare un progetto in 4 regioni, in particolare Calabria, Lazio, Toscana e Lombardia, e l'intelligenza artificiale non vuol dire che noi siamo gli studenti davanti a dei visori, non vuol dire che noi andiamo direttamente a modo che sostituiscono i docenti, ma l'intelligenza artificiale viene in aiuto nel momento in cui ci sono delle problematiche. Purtroppo ci sono molti studenti con problemi di apprendimento, problemi di attenzione, problemi di concentrazione. Serve quindi l'intelligenza artificiale a personalizzare le didattiche e aiutare il docente per fare in modo che lo studente sia sempre più interessato. E il ministro ha investito, quindi abbiamo investito come Ministero 1 miliardo e 200 milioni per la digitalizzazione delle scuole, e questo è un punto importante. Siamo il primo paese in Europa che fa questo tipo di investimento, andando direttamente a utilizzare le nuove tecnologie, come detto prima, anche utilizzare le nuove tecnologie anche per i macchinari, per poter avere sempre più tecnologie avanzate al servizio degli studenti stessi. Cioè, capite? Oltre ai cellulari, sì. Vai. Scusami, ti ho interrotto. Vai. No, certo. Dicevo, capite, cari ascoltatori, che è una riforma epocale, importantissima, e che non merita le parole della sinistra e di questa opposizione. L'ultimo minuto, vai pure, Elena. L'ultimo minuto riguarda non tanto gli studenti, non tanto il percorso di formazione, ma riguarda gli stessi docenti. Noi non abbiamo lasciato a piedi i precari, perché l'Europa ci chiede direttamente, ci impone dei numeri. Lo stesso impegno ieri, la risposta ancora, c'è stata un'interrogazione in Senato proprio di Italia Viva, in cui il ministro ha risposto direttamente che non siamo noi, ma è l'Europa che ci chiede di rispettare certi parametri. Le supplenze sono arrivate a 165.000 unità, si ridurranno a 155.000 entro dicembre grazie alle assunzioni derivanti dai concorsi del PNRR, però ci sono questi limiti che l'Europa ci impone, che sono stati definiti nel momento in cui è stato concordato il PNRR. Quindi l'impegno che ieri si è preso il Ministro, che ha ribadito nelle sue interviste e ha ribadito ancora ieri in Senato, è quello di ottenere ulteriori margini di flessibilità sulla riforma del reclutamento del PNRR per andare incontro alle esigenze concrete del nostro sistema scolastico, favorendo la continuità didattica degli studenti, dando maggiori opportunità ai docenti precari, perché la maggior parte di questi purtroppo sono insegnanti di sostegno, in massima parte chiamati sui cosiddetti posti in deroga. Sono docenti privi di specializzazione. Ecco per il Ministro che cosa ha fatto. Molto spesso le università non riescono a sopperire alla domanda
che è arrivata da questi docenti precari e quindi sono stati fatti dei percorsi di specializzazione gestiti da Indire riservati proprio ai docenti precari sul sostegno. Quindi stiamo investendo molto anche sui docenti stessi e anche sui docenti, quelli naturalmente a tempo pieno, con il rinnovo del contratto in cui sono stati investiti altri 3 miliardi di euro. Quindi io dico, di che cosa vogliamo parlare? Più di così, tra virgolette, si poteva fare ancora, ma abbiamo già dato un grande sostegno e un grande segnale di cambiamento investendo direttamente sugli studenti, ma soprattutto anche sui docenti. Robe importanti, signori, di cui non smetteremo certamente di parlare, perché qui è importantissima anche l'informazione, e io proprio per questo ringrazio la senatrice Elena Morelli. Grazie per il tuo lavoro, Elena, e restiamo in contatto. Grazie a te, Fanny, un piacere, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie, buon venerdì. Elena Morelli, senatrice della Lega. Chiaramente io poi invito tutti voi a cercare gli esponenti della Lega e del centrodestra su Facebook, su Instagram, perché così li seguite veramente quotidianamente. Passiamo ad altro tra virgolette, perché la nostra è sempre controinformazione potentissima, e a quest'ora spesso accade che ci colleghiamo con il collega giornalista Giuseppe Brienza. Ce lo abbiamo. Ciao Giuseppe. Ciao. Piacere di ritrovarti. Oggi Giuseppe Brienza ci porta non un ospite ma un super ospite. Leggiamo spessissimo anche in rassegna stampa i suoi articoli, le sue inchieste sulla Verità, su Panorama. Con Giuseppe Brienza c'è anche Fabio Amendolara. Ciao Fabio. Ciao, buonasera e grazie. Siamo noi che ringraziamo te, ma ringraziamo naturalmente Giuseppe Brienza per fare questa bellissima controinformazione. Io non so dove ci vuole portare Giuseppe, so che si parla anche di cronache sinistre. Giuseppe Brienza, lascio a te il microfono. Sì, allora 2 parole su Fabio Amendolara, che è un giornalista d'inchiesta, e oltre che scrivere sul quotidiano diretto dal grande Maurizio Belpietro, no? La Verità, è anche firma del settimanale Panorama ed è autore, insieme a un altro collega, il giornalista della Nuova del Sud, Fabrizio Di Vito, di un interessante libro inchiesta intitolato Elisa Claps, indagine nell'abisso della Chiesa della Trinità, un caso di cronaca piuttosto grave, insomma, pubblicato dalle edizioni Edi Mavi. E proprio per questo libro sia Fabio che Fabrizio Di Vito saranno insigniti il 25 ottobre proprio a Milano del premio internazionale distintivo d'eccellenza sul giornalismo d'inchiesta, intitolato Città del Galateo Antonio De Ferraris. Complimenti Fabio, complimenti Fabrizio. Senti, andiamo un attimo su uno dei tuoi ultimi articoli inchiesta, no? Sulla Verità, perché sabato scorso il segretario regionale del PD piemontese Domenico Rossi, presentando una delle feste dell'unità regionali, ha dichiarato di aver inviato tante volte i rappresentanti di Forza Italia e anche lo stesso presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, che è pure vice segretario nazionale di Forza Italia, per l'ennesimo dibattito sullo Ius Scholae. Tu hai scritto proprio un articolo molto significativo nel titolo, oltre che nel contenuto, la balla della scuola che integra gli stranieri. E quindi hai giustamente osservato che l'integrazione scolastica, anche volendo, è tutt'altro che una via maestra per ottenere la cittadinanza, come sostiene invece la sinistra. Addirittura hai scritto, ma poi ti chiederei un commento, che l'eccesso di studenti stranieri che non conoscono bene la nostra lingua e la nostra cultura al nord è circa il 16% del totale. Quindi attualmente questa integrazione ha invece il ruolo perverso di abbassare la qualità della nostra formazione pubblica. Ecco, cosa ci puoi aggiungere? Ecco, diciamo che hai inquadrato la questione con il paradigma nel modo corretto, perché c'è chi cerca di invertirlo questo paradigma, cioè scuola maestra di integrazione, e invece i dati ci dicono quello che ci hai raccontato tu, e cioè che nel nord Italia, dove c'è questo fenomeno, insomma, è più ampio, e soprattutto in Lombardia, che se qualcuno ha un po' di curiosità e va a scaricare il cruscotto con i dati del Viminale, che il Viminale mette a disposizione quotidianamente, ogni 15 giorni c'è una
un sunto, diciamo così, con delle cartine e dei diagrammi di flusso. Queste cartine assumono, c'è questa grande cartina dell'Italia che assume, diciamo, assegna dei colori alle regioni. Giallo se i centri d'accoglienza sono un po' più pieni, rosso se sono saturi, verde se c'è ancora posto. E andiamo a vedere che salendo lo stivale, eccetto la Sicilia, salendo lo stivale abbiamo un ampio colore giallo, e poi arriviamo in Lombardia dove è rosso. Se andiamo indietro nel tempo, insomma, è rosso da tantissimi mesi. Quindi il fenomeno, diciamo, che crea più difficoltà, l'epicentro è in Lombardia. Qui ovviamente arrivano anche i minori stranieri non accompagnati in grande quantità. Poi ci sono quelli che invece sono i figli di chi ha ottenuto un regolare permesso di soggiorno, e poi ci sono quelli di seconda generazione, e vanno tutti a scuola. Ovviamente le scuole sono piene, abbiamo visto dei casi in Veneto dove c'era, diciamo, un numero veramente esorbitante di studenti stranieri. E si cerca di invertire il paradigma, cioè la scuola diventa maestra di accoglienza e di integrazione, e in realtà poi, leggendo i dati che ci mette a disposizione Invalsi, il Ministero, scopriamo che lì c'è una carenza poi invece non solo di integrazione, ma anche di qualità di buona scuola, insomma. Vediamo anche che da quelle scuole in cui, diciamo, c'è una presenza massiccia di stranieri, le famiglie italiane cominciano a tentare di portare via i ragazzi, quindi si creano, diciamo così, delle classi ghetto che non fanno bene a nessuno, non fanno bene agli italiani, non fanno bene agli stranieri. Quindi c'è bisogno di mettere mano alla scuola, non nel senso che immagina la sinistra. Valditara ci sta provando, vuole, insieme alla lingua italiana, che diciamo è il primo step da affrontare per tentare di integrare queste persone, insieme alla lingua italiana vuole insegnare loro, o meglio avviarli all'educazione civica, quindi alla lettura della Costituzione, alla conoscenza della cultura italiana, e questo potrebbe essere davvero un passo in avanti, perché così come abbiamo fatto noi italiani quando eravamo un popolo emigrante, quando andavamo all'estero, i nostri nonni, i nostri bisnonni ci raccontano storie di integrazione difficile, di integrazione, come dire, sacrificante, ma che li ha impegnati. E loro lo hanno fatto quando andavano in Svizzera, lo hanno fatto quando andavano in Belgio a scavare nelle miniere, lo hanno fatto negli Stati Uniti. Si sono adeguati alle regole e anche alla cultura, ovviamente non dimenticando la cultura che lasciavano a casa, della terra dalla quale provenivano. Quella chiaramente gli resta nel DNA, gli ha impresso, li ha marchiati col fuoco, però hanno rispettato le regole dei paesi in cui andavano a vivere. Non pretendevano nelle scuole degli altri paesi di togliere il crocifisso, di studiare una religione piuttosto che un'altra, eccetera. Si sono integrati, appunto, ed è quello che probabilmente, insomma, Valditara vorrebbe tentare di fare. Quindi Fabio, io semplificando al massimo, è una via cieca quella di raccontarci, come fa la sinistra, che grazie a 5 anni, 10 anni, 12 anni di scuola c'è l'integrazione e quindi c'è la cittadinanza. No, tu ci hai spiegato, ma sulla base di dati oggettivi, ufficiali, che nel nord Italia, quindi buona parte del nostro paese, uno studente straniero su 5, che quindi va a scuola e magari va a scuola da un numero di anni per i quali domani, se passasse la legge sulle scuole, avrebbe la cittadinanza. Ebbene, uno studente su 5 va a scuola, ma invece di
apprendere dalla scuola, diciamo, si porta presso la classe nella dequalificazione, perché 1 studente su 5 degli stranieri nella scuola pubblica italiana del nord, 1 su 5 ha problemi con la lingua italiana e con la cultura. Scusami, ho voluto fare proprio questo tipo abstract finale, perché è bene che passi questo tuo apporto, che sarebbe bene che al di là delle appartenenze politiche fosse valorizzato. Senti Fabio, io ti volevo pure testimoniare su un altro articolo che mi ha veramente stuzzicato, perché appunto anche qui si tratta di fatti, no? Perché chiaramente a predicare siamo un po' capaci tutti, no? Sia a destra che a sinistra. Però quando poi si riportano dei fatti, hai detto le statistiche sull'integrazione nel primo articolo, e nel secondo articolo che volevo citare c'è un curioso diciamo episodio curioso tra virgolette, che riguarda sempre la festa dell'unità, no? E ci stanno martorizzando sulla transizione digitale, no? Soprattutto l'Unione Europea, ma insomma la sinistra nostrana, buona parte della sinistra lo fa. Però anche qui si predica bene ma si razzola male, no? Perché che cosa tu hai raccontato nell'articolo sempre pubblicato sulla Verità, intitolato Festa dell'Unità, il PD accetta solo contanti. Che succede? Che un gruppo di partecipanti a una edizione delle Feste dell'Unità qui in Italia ha chiesto di fare transazioni commerciali, perché giustamente ci sono anche attività commerciali, e prima si è visto accordare, come normale, direi obbligatorio, la possibilità di pagare digitalmente. Poi a un certo punto questo gruppo di partecipanti ha avuto un retrofront sull'accesso al pagamento digitale, all'utilizzo della carta di credito, perché accettavano solo contanti. Ecco, questo chiaramente ha creato difficoltà agli interessati, ma sinceramente anche qualche sospetto dal punto di vista fiscale, no? Perché loro dicono digitale perché sennò si evade, però poi la sinistra era quella che voleva, secondo me pericolosamente, abolire il contante, invece in questo caso ha fatto una cosa diversa. Ecco, spiegaci bene cosa hai scoperto. Una storia molto carina, intanto, che ci arriva probabilmente da un ex militante, un militante ormai probabilmente ex militante del Partito Democratico, perché intanto parliamo della Festa dell'Unità a Firenze, quindi non una piccola festicciola dell'Unità. E questo militante voleva portare la famiglia con degli amici, insomma 12 persone, alla cena popolare, la cena solidale. Anche per contribuire diciamo, a finanziare il partito, le attività del partito. E scrive questa mail dicendo: posso prenotare così via mail 12 posti, ci sono anche dei bambini. E la prima risposta è assolutamente sì, va bene via mail, c'è posto anche per i bambini. La seconda mail è: posso pagare con il POS? Inizialmente la risposta è sì, può pagare con il POS. Successivamente arriva una seconda mail dicendo: no, ci dispiace, il POS con il POS non è possibile pagare, però c'è uno sconto, i bambini pagano la metà, quasi a voler rincuorare, diciamo, il militante che non poteva più pagare con il POS. Ecco, la questione un po' ci ha colpiti, perché dalla sinistra, soprattutto nel periodo della pandemia, ricorderete tutti, si cercava di digitalizzare qualsiasi cosa. Sembrava che con l'app del governo si potesse, oltre agli sconti, cashback, potevi inserirci lì sul Green Pass, usare tutte le tue carte di credito possibili e immaginabili, quindi loro favorivano la digitalizzazione, predicavano per eliminare il contante, pontificando la storiella del più contante più evasione fiscale, e poi scopriamo che alle Feste dell'Unità si può pagare solo con il contante. E racconta in sintesi quello che è il Partito Democratico di oggi, cioè un movimento ricco di contraddizioni. Diciamo così. Senti, adesso purtroppo un pochino di tristezza, però è bene che, secondo me, riportare anche un paio di articoli che hai scritto sul caso del tragico omicidio, no? Della giovane Sharon Verzeni, no? Che hai spiegato, insomma, in uno dei tuoi recenti articoli, come anche i PM hanno documentato che l'omicida voleva uccidere, quindi non è stata una situazione contingente,
e si allenava da tempo con un bersaglio. Allora, questo caso Verzeni, secondo te, e l'omicida, le sue caratteristiche, è un semplice assassino, come potrebbero essere tanti giovani italiani, oppure c'è anche una riflessione sul fatto che, essendo un immigrato di seconda generazione, cioè un cittadino, però insomma evidentemente non ben riuscita questa integrazione, ecco, c'è da fare una riflessione su questo aspetto, secondo te? C'è da fare una riflessione, al di là della cittadinanza. Anzi, facciamola per una premessa sulla cittadinanza, perché non tutti l'hanno spiegato. Questo italiano ha ottenuto la cittadinanza al compimento del 18° anno d'età, cioè è figlio di genitori immigrati che hanno ottenuto un regolare permesso di soggiorno, nato in Italia. Al 18° anno d'età lo straniero può chiedere la cittadinanza italiana, quindi è diventato cittadino italiano così. Per nulla integrato, si isolava, lo definivano nella sua comunità un lupo solitario, era una persona che i vicini di casa schivavano, cercavano di evitare quando lo incrociavano, era considerato, non voglio dire pericoloso, però da evitare, diciamo così. E poi c'è un'escalation, attacca la sorella, la minaccia con un coltello, maltratta la madre, si becca delle denunce, si becca delle segnalazioni da parte dei vicini di casa, la sorella addirittura chiede un TSO che non ottiene, c'è un'escalation, arriva a decidere che quella notte avrebbe dovuto uccidere qualcuno. Esce con 4 coltelli, quindi sulla premeditazione non credo che ci siano dei dubbi. Esce con 4 coltelli, minaccia prima 2 ragazzini, per fortuna, insomma, se la sono data a gambe, potranno raccontarlo, incontra poi la povera vittima, l'aggredisce e poi si premura anche, quindi non solo di tentare di non farsi beccare perché va a manomettere, a modificare l'aspetto della bicicletta, si taglia i capelli e quant'altro, quindi questo ci dimostra che ha una sua lucidità, quindi non è un matto. E successivamente che cosa fa? Quando viene interrogato dagli inquirenti, racconta anche tutta la storia, cioè ha i riflessi così pronti e la freddezza per poter dire sì, mentre la uccidevo lei mi chiedeva perché e io poi le ho chiesto scusa, quindi cioè, non parliamo di un matto, parliamo di una persona lucida che ha commesso qualcosa di atroce e che il contesto in cui viveva, cioè un tugurio che aveva occupato illegalmente e che occupava illegalmente, dove tutti i vicini avevano paura di lui, l'intera comunità in cui viveva aveva paura di lui, riesce a commettere un delitto di quel tipo e solo a quel punto poi le autorità dicono ops, ci siamo accorti che esiste questo personaggio pericolosissimo, da tenere in galera assolutamente, perché poi lo chiedono i magistrati della procura e un GIP rincara la dose dicendo sì, assolutamente sì, c'è bisogno, ci sono tutte le esigenze cautelari e probabilmente quelle esigenze cautelari c'erano anche prima quando era stato chiesto il TSO, però come sempre vengono sottovalutate queste cose. Voglio ricordare che qualcosa di più grave era accaduto esattamente un anno prima a Rovereto, proprio per restare in tema di sottovalutazioni, dove un PM, che poi io ho intervistato, non so se la ricordate, se n'era uscita con quell'uomo, aveva un fisico bestiale, lo incontravo tutte le mattine, si allenava, era così prestante, uno che si allena così non immagino che possa commettere un omicidio, sembrava un atleta, invece era un terribile assassino. E queste sono le sottovalutazioni di cui insomma dobbiamo tenere conto. Da cittadini l'unica arma che abbiamo è indignarci, non possiamo farcele passare sotto al naso, dobbiamo dire ciò che è sbagliato, sottolineare ciò che è sbagliato, anche se lo commette la magistratura, anche se lo commettono delle autorità. Quando diciamo, si creano queste storture e cortocircuiti, i cittadini l'unica arma che hanno è quella dell'indignazione. Grazie Fabio, ti restituisco la linea, Sammy. Sono io che ringrazio voi e soprattutto Fabio Amendolara per la sua puntuale informazione, per i suoi articoli, le sue inchieste. Ti seguiamo in rassegna stampa con Giulio Cainarca la mattina sulla Verità e su Panorama. Fabio, buon lavoro, ci risentiamo certamente nelle prossime settimane.
Grazie, un saluto ai radioascoltatori. E un saluto naturalmente al collega Giuseppe Brienza, che ci porta sempre importantissimi ospiti che poi accendono le discussioni anche su queste frequenze. Buon lavoro Giuseppe, alla prossima! Grazie, alla prossima! E alla prossima anche da parte di Sammy Varin. Buon weekend, io ritorno lunedì. Avete ascoltato Potere al Popolo. Ehi tu!